Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Focus TG. È la notizia del giorno, se ne sta parlando moltissimo anche qui in Veneto. Vediamo subito uno dei tanti titoli usciti poco fa. Giorgia Meloni, dopo i fuori onda del compagno Gianbruno, comunica via tweet: la mia relazione finisce qui, strade divise da tempo, chi sperava di indebolirmi ha sbagliato. Vedete qui in alto il fuori onda di Striscia: per far parte del nostro gruppo di lavoro bisogna fare questo e quest'altro, insomma frasi pesanti, compreso anche un approccio dello stesso Gianbruno nei confronti di una collega con comportamenti che sono stati subito definiti sessisti. E a proposito di incidenti televisivi e situazioni di questo genere, torniamo sull'espulsione di Fabiano Barbisan dopo le dichiarazioni, l'espulsione dalla Lega dopo le dichiarazioni rese in trasmissione in questo studio a Focus l'altra sera. Ripercorriamo come è nata questa vicenda e quali sono state poi le conseguenze. I ragazzotti, se dice neri, no, bisogna dire dei colori. Ma sono adesso, fisicamente forse alle donne piacciono perché hanno magari un'altra dote sotto. Dicono. Dai. Queste affermazioni meritano solo il totale disprezzo. Ma dove siamo finiti? Si fanno campagne per tutelare le donne, contro la violenza delle donne, contro la violenza di genere, e te vai a dire in prima serata in TV una cosa del genere, ma non è degna neanche di essere una battuta da bar dei primi del Novecento. Dal salotto di Focus alla cacciata dalla Lega. E poco importa che nel frattempo il diretto interessato si sia scusato. Il destino politico di Fabiano Barbisan cambia nel giro di poche ore, ma sono ore dense di durissime polemiche e di attacchi. Tanto da spingere il segretario veneto del Carroccio, Alberto Stefani, a decidere l'espulsione di un leghista di lungo corso come il 69enne consigliere regionale. A Palazzo Ferrofini dal 2015, rieletto nel 2020 con la lista Zaia e poi inserito nel gruppo misto, ma soltanto per ragioni politiche di allargamento della maggioranza. Un fedelissimo del governatore, lui che era stato consigliere ministeriale per la zootecnia proprio mentre Zaia era a capo del Dicastero dell'Agricoltura. Accade tutto a Focus, martedì sera, tema cardine, terrorismo e immigrazione, e nel dibattito sui migranti Barbisan se ne esce così. I ragazzotti, se dice neri, no, bisogna dire dei colori. Ma sono adesso, fisicamente forse alle donne piacciono perché hanno magari un'altra dote sotto. Dicono. Dai. Tradotto in termini meno espliciti, le donne sono favorevoli all'integrazione perché attratte sessualmente dagli uomini di colore. Imbarazzo e gelo in studio, reazione immediata del direttore Luigi Bacialli. Barbisan, cioè noi possiamo dire di tutto qui, ma non facciamo riferimenti così pesanti. No, voglio dire, dai, io mi dissocio da quanto è stato. Al di là della battuta, fare riferimenti, diciamo, ai genitali, insomma, sì. lasciamo stare, dai. L'antipasto era arrivato qualche minuto prima, mentre si parlava delle popolazioni dell'Africa ridotte alla fame. Fino a ieri l'Occidente è sempre andato a depredare le ricchezze lasciando il popolo alla fame. Dai. Abbastanza per scatenare la reazione con le sue parole che rimbalzano anche a livello nazionale. Donne e migranti, tra la prima e la seconda dichiarazione un 1-2 memorabile che ci riporta al tempo dei cavernicoli, l'attacco degli esponenti del PD a Palazzo Ferrofini. Quella è una vera e propria azione di violenza verbale nei confronti delle donne, anche un'azione denigratoria nei confronti delle donne. Per il coordinamento donne della CGIL del Veneto, parole indegne da parte di un rappresentante istituzionale che evidentemente coltiva idee incompatibili con i valori democratici e costituzionali. Travolto dalla tempesta, Barbisan cerca di uscirne con una nota. Mi scuso per quanto accaduto, scrive. Quelle mie parole non rappresentano né i miei valori, né soprattutto il pensiero del movimento e del gruppo al quale appartengo. Sull'onda emotiva della diretta televisiva, purtroppo, mi sono fatto colpevolmente trascinare dagli argomenti della discussione. Ma non serve. La sentenza di Alberto Stefani arriva poco dopo. Affermazioni indegne e vergognose, scrive, da punire con massima severità. Le scuse non bastano, nemmeno al partito. Via dalla Liga Veneta, e non manca chi ora lo vorrebbe anche fuori dal palazzo. E non è una questione di essere politicamente corretti, è una questione di rispetto, è una questione di cultura politica. Non si può stare nelle istituzioni e dire cose di questo genere.
Questo quanto accade in televisione, ma andiamo a Vicenza perché ci sono raffiche di furti e quindi vediamo da qui in poi tante notizie di cronaca, raffiche di furti che colpiscono in particolare i commercianti. Sentiamo subito Luisa Bertini. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui al Cimitero Maggiore in compagnia di Angelo Frigo. Vittima nell'ultimo mese ben 2 furti. È di ieri la notizia dell'arresto di uno dei presunti responsabili del furto avvenuto il 15 ottobre, quindi intanto io guarderei con voi la notizia dell'arresto. Era a Campomarzo, trovato con una scheda SIM e uno smartphone di cui non sapeva giustificare la provenienza agli agenti della polizia. Portato in questura, gli agenti hanno potuto appurare che lo smartphone era oggetto di un furto perpetrato ai danni di un uomo che lo aveva lasciato nello spogliatoio di una palestra mentre era intento ad allenarsi. Allo stesso modo, la scheda SIM risultava rubata all'interno di un veicolo in sosta. Gli ulteriori accertamenti investigativi hanno portato gli agenti ad identificarlo come autore del furto con effrazione avvenuto il 15 ottobre scorso ai danni della Fioreria Otello di Vicenza. Si tratta di un trentenne della Guinea con a carico precedenti e in Italia senza titolo di soggiorno. La conferma del riconoscimento è stata riscontrata anche grazie all'esame delle immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'esercizio commerciale. L'uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari in esecuzione del provvedimento emesso a suo carico dall'autorità giudiziaria. Inoltre il questore di Vicenza Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti, in parallelo con l'iter giudiziario, un foglio di via dal Comune di Vicenza con divieto di ritorno per 3 anni e l'avvio delle procedure finalizzate all'espulsione dal territorio nazionale al termine del periodo da scontare agli arresti domiciliari. Ecco, come vi anticipavo, siamo con il signor Frigo. 2 furti, ieri la notizia dell'arresto che abbiamo appena sentito. Quali sono le emozioni di quest'ultimo mese? Beh, sinceramente siamo stati un po' preoccupati perché sono entrati appunto in un mese 2 volte, la prima volta dalla parte laterale e la seconda volta dalla parte principale. La prima volta con un carrello ariete hanno rotto il vetro e la seconda volta dopo 3 minuti spingendo la porta hanno rotto la parte inferiore e sono passati strisciando sotto nella porta per entrare nella cassa e cercare delle monetine. Per fortuna con la videosorveglianza privata che abbiamo l'abbiamo data in mano alla polizia che è riuscito appunto a prendere questo malvivente della notizia dell'altro giorno. Tra l'altro qui voi avete chiesto ripetutamente i controlli che adesso si stanno effettuando anche in maniera capillare, avete chiesto anche il taglio delle siepi qui che era un po' ricettacolo di malviventi e sono state tagliate. Insomma, qual è adesso la situazione? Lei prima mi diceva resta la paura anche se ci sono i controlli. Sì, resta un po' la paura, ma appunto ci sono stati e ci sono tuttora, come ho visto oggi, passare le pattuglie dei vigili locali, come il sindaco diceva al congresso della sicurezza, che proprio voleva fare anche dei vigili di quartiere messi in atto, quindi sì, diciamo che la paura sta venendo meno. Ecco, io ringrazio il signor Frigo e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie molto a Luisa Bertini. Raffica di furti in tutte le città, anche a Verona. Vediamo le immagini di un albergatore titolare di una locanda, Davide Zinetti, che sorprende in mutande il ladro che è appena entrato in questo suo bed and breakfast. Vedete sulla destra l'uomo che spacca proprio il vetro dell'entrata, evidentemente molto fragile, e penetra all'interno di questo locale. Si guarda in giro, testimonianze sostengono che si tratterebbe di un extracomunitario, aveva ovviamente il volto travisato, aveva il cappuccio, in realtà dalle immagini si è capito che si trattava poi di uno straniero, e scavalca il bancone del bar, arriva alla cassa, riesce addirittura a un certo punto a strappare proprio tutta la cassa
e ad allontanarsi, fa in tempo ad uscire. In questo momento arriva il proprietario della locanda che vedete accorrere e cercare inutilmente di fermare il malvivente che si è dato alla fuga. Tra l'altro aveva partecipato questo albergatore alla trasmissione 4 alberghi della serie 4 ristoranti. Restiamo sempre sul versante dei furti. È un bancomat che è stato vuotato a Tombolo, ai danni di un cinquantenne è avvenuta questa rapina a un bancomat. Succede spesso, fai un prelievo, arriva qualcuno che ti porta via i soldi. In azione in questo caso, anche in questo caso, 2 stranieri. Vediamo. È accaduto tutto in pochi attimi. La vittima, un cinquantenne che stava prelevando a un bancomat in centro a Tombolo, nell'Alta Padovana. L'uomo stava eseguendo le normali operazioni quando è stato avvicinato da 2 stranieri, forse di origine cingalese, che dallo sportello a fianco si sono spostati verso di lui. Hanno cercato di distrarlo dapprima a parole, poi con alcuni spintoni. I 2 sono poi riusciti a digitare velocemente il tasto del prelievo, riuscendo ad arraffare qualche centinaio d'euro senza che l'ignara vittima se ne rendesse conto. All'uomo non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai carabinieri. Andiamo nel Vicentino, a Barbarano Mossano. I residenti segnalavano da tempo l'intensificarsi dell'attività di spaccio di stupefacenti a Ponte di Barbarano e c'è stato subito un blitz dei carabinieri, servizio di Daniele Garbin. Barbarano Mossano, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un giovane spacciatore di 23 anni è stato trovato in possesso dai carabinieri di 40 grammi di dosi suddivise tra hashish e marijuana. Il ritrovamento è avvenuto a seguito dei controlli straordinari dei militari effettuati tra via Giovanni XXIII e Ponte di Barbarano, dopo le numerose segnalazioni di residenti preoccupati per l'aumento del degrado urbano e sociale a seguito dell'intensificarsi dello spaccio di droga in zona. I militari sono intervenuti affiancati anche dalle unità cinofile antidroga del reparto di Torreglia, fondamentali il loro contributo nelle perquisizioni personali e domiciliari effettuate. 3 giovani sono stati inoltre denunciati alla prefettura perché trovati in possesso di stupefacenti ad uso personale. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Andiamo subito in diretta adesso a Mestre da Ilaria Marchiori perché c'è l'agitazione degli autisti della società La Linea dopo gli incidenti. Hanno già manifestato per turni di lavoro massacranti, poi c'è anche il problema delle aggressioni, ma qui parliamo degli incidenti che hanno riguardato gli autobus elettrici, quello del cavalcavia e quello di via Carducci. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Si è appena conclusa l'assemblea svoltasi qui nell'ex deposito ACTV di Mestre. Vedete molti dei lavoratori alle nostre spalle e tra le altre cose, perché oggi ricordiamo anche lo sciopero del trasporto, ma ovviamente inevitabile parlare delle condizioni in cui lavorano gli autisti, non solo della linea ma anche di ACTV e MOM. Insomma, stiamo parlando di più aziende. Qui insieme a me ci sono il consigliere regionale del Partito Democratico Montanariello e il rappresentante sindacale della SGB, il sindacato di base Veneto, Danilo Scattolin. Allora, Danilo, le condizioni in cui lavorano gli autisti, parliamo degli autisti del nostro territorio a 360 gradi, sono veramente massacranti, le abbiamo sentite tante in questi giorni. No, sono veramente massacranti, tant'è che moltissimi dei lavoratori che hanno 20-30 anni di anzianità se ne vanno perché è diventato insostenibile fare questo tipo di lavoro. Peggiorando i turni di servizio, aumentando le responsabilità, aumentano le aggressioni e i salari sono quelli che sono oggi, purtroppo la gente trova altre strade per trovare altre soluzioni. Io volevo mettere in evidenza anche le responsabilità che hanno le aziende del trasporto pubblico, che dovrebbero controllare i subaffidamenti se i servizi in subaffidamento rispettano le regole. Noi abbiamo il timore che questi non le rispettano, che nessuno controlla cosa fa il subappaltante.
Quindi da questo punto di vista vogliamo mettere di fronte alle proprie responsabilità ognuno delle parti in causa. Ecco, naturalmente quanto accaduto in queste ultime settimane con questi 2 incidenti degli autobus appartenenti alla linea vi ha fatto preoccupare ulteriormente, è inutile negarlo. È proprio così, tant'è che noi lamentiamo proprio il fatto che pur avendo fatto segnalazioni di questo tipo dal 2021 ad oggi, ai vari enti preposti, quindi partire dalla regione, comuni, ufficio provinciale del lavoro, medicina del lavoro, nessuno mai ha pensato di sentirsi in obbligo di intervenire per evitare quello che è successo, almeno tentare di evitarlo. E noi individuiamo le responsabilità, ognuno per la propria parte, sia nella regione, sia nei comuni, sia nelle aziende che non hanno fatto niente per migliorare, per fare interventi strutturali sul territorio. Grazie Danilo Scatolin. Montanariello, prima di restituire la linea, la Regione si sta muovendo in tal senso per cambiare questo tipo di sistema? No, perché la legge che regolamenta il trasporto, competenza esclusiva della Regione, è la 25 del 98. L'unico cambiamento che in questi giorni stanno apportando è per tentare di esternalizzare appunto quello che è il comparto verifiche e controlli, e se non alcuni cambiamenti all'interno della governance. Noi coglieremo l'occasione di mettere mano alla legge regionale 25 come Partito Democratico per dire che la legge non può chiamarsi fuori dal mettere una serie di paletti che debbano avere certezza delle condizioni psicofisiche, di salute e di qualità della vita di chi oggi si appresta a guidare un mezzo di trasporto pubblico locale. Perché guardate, la chiudo così, non basta dire tu stai lavorando da un'ora, 2 o 3, bisogna vedere tutto ciò che c'è a monte, perché se tu lavori con paghe da fame a livello di doverti licenziare, anni di contratto nazionale persi e ti trovi in un contesto dove lavori tanto, ti fanno saltare i riposi, le condizioni di stress psicologico che hai ti portano ad avere un malessere che non dipende più da quante ore dopo tu stai espletando il tuo turno, ma è un contesto generale. Su questo la Regione deve intervenire a gamba tesa e pretendere che gli standard qualitativi nell'interesse dei passeggeri soprattutto, oltre che degli autisti, siano sacrosanti, perché ricordiamoci che sui mezzi pubblici chi li guida porta a lavorare le nostre famiglie, porta a scuola i nostri figli, e noi non possiamo far finta che oggi le condizioni psicofisiche delle autoferro tranvieri siano quelle di 20 anni fa, oltre che abbiamo paghe da fame. Bisogna dirlo, gli autoferro tranvieri hanno paghe da fame, molto spesso si licenziano per andare in peggio pur di avere un respiro di tranquillità. Grazie Montanariello, grazie Danilo Scatolin. Ricordiamo che mercoledì prossimo si svolgerà la super perizia sul guardrail di Mestre, che siamo ancora in attesa degli esiti finali dell'autopsia con l'ultimo esame, quello specifico, sul corpo di Alberto Rizzotto. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie a Ilaria Marchiori. Tra l'altro è in corso, ha fatto bene a ricordarlo Ilaria, lo sciopero dei trasporti si concluderà stasera alle 21. La Guardia di Finanza di Tessera intanto ha scoperto 46 operatori di noleggio con conducente irregolari all'aeroporto Marco Polo. Il controllo ha infatti riguardato il servizio di trasporto pubblico su strada non di linea che prevede di accogliere e accompagnare i passeggeri in arrivo o in partenza dallo scalo lagunare. Il servizio può essere svolto solamente se in possesso dell'autorizzazione rilasciata da un comune ed esclusivamente a seguito di una prenotazione da parte del passeggero. I finanzieri su 150 controlli hanno accertato per 46 operatori, tutti sanzionati, numerose violazioni alla normativa di settore con irregolarità che spaziano da situazioni di totale abusivismo ad altre che hanno riguardato conducenti autorizzati ma non in regola con le prescrizioni della normativa del settore. Ancora notizie che riguardano i migranti, in questo caso di un uomo che ha cercato di entrare in Italia con documenti falsi, un africano, è stato arrestato dalle Fiamme Gialle all'aeroporto Canova di Treviso. Sentiamo Marta Marangon.
è sbarcato all'aeroporto Canova di Treviso da un volo proveniente da Malta esibendo passaporto e permesso di soggiorno falsi. Un uomo originario dell'Africa centrale, già richiedente asilo politico in Italia lo scorso febbraio, è stato arrestato per essere entrato nel territorio nazionale utilizzando l'identità di un'altra persona. Sono stati i finanzieri del gruppo Treviso, in servizio allo scalo aeroportuale trevigiano, a rendersi conto che il passeggero straniero viaggiava con documenti di riconoscimento contraffatti. Dai controlli effettuati successivamente e ricostruendo i movimenti dello straniero è emerso che l'uomo, dopo essere sbarcato clandestinamente sull'isola di Pantelleria agli inizi del 2023, nel febbraio dello stesso anno si era trasferito a Treviso, dove aveva chiesto protezione internazionale, salvo poi emigrare a Malta per accettare un'offerta di lavoro stagionale nel settore della ristorazione. Terminata l'esperienza lavorativa nell'isola, l'uomo ha deciso di rientrare a Treviso utilizzando una falsa identità allo scopo di eludere il divieto imposto dalle autorità italiane di lasciare il territorio nazionale in attesa della conclusione della procedura già avviata di richiesta di assistenza umanitaria. Nei giorni scorsi la convalida dell'arresto con le accuse di possesso di documenti di identificazione falsi, reato punito con la reclusione fino a 5 anni. E come sapete il governo ha chiuso le frontiere insieme ad altri 10 paesi, chiuso nel senso che è stato sospeso per un mese e potrebbe essere sospeso per i prossimi 6 mesi il trattato di Schengen, quindi sono tornati alle frontiere i controlli, non si può più passare liberamente senza esibire i documenti. E c'è polemica a Trieste tra coloro che dicono è un sistema per poi arrivare ai respingimenti dei migranti, mentre arrivano anche 300 uomini per controllare concretamente i confini e per fermare coloro che sono irregolari. Vediamo. Sono 135, di cui 115 poliziotti e 20 carabinieri, gli agenti di rinforzo che arriveranno in provincia di Trieste per il ripristino dei controlli alla frontiera con la Slovenia. Si stima in 350 quelli previsti complessivamente in Friuli Venezia Giulia. Operazione a cui plaude il segretario provinciale del sindacato autonomo di polizia, Lorenzo Tamaro, secondo cui più volte è stato evidenziato il pericolo di ignorare l'identità e gli intenti delle persone provenienti dalla rotta balcanica, molte delle quali di fede islamica. L'annuncio di un invio senza precedenti del numero di operatori di polizia per poter ripristinare i controlli alla frontiera è senz'altro la prova di un'attenzione e considerazione del fenomeno, ha aggiunto Tamaro, e della sua pericolosità che coinvolge il nostro territorio e che non trova simili riscontri nei precedenti governi. Di parere opposto il presidente di ICS, Gianfranco Schiavone, al vertice dell'organizzazione che si occupa dell'accoglienza diffusa. Il governo italiano in realtà ha motivato tutto questo con la gestione delle migrazioni lungo la rotta balcanica e quindi motivazione che non è giuridicamente consistente per quello che riguarda una misura così estrema come il ripristino del controllo di frontiera, che nel diritto dell'Unione Europea è in realtà appunto una scelta veramente che può essere presa solo in casi veramente limite, anche perché è contraria appunto direi ormai alla storia del nostro continente, che si fonda sul principio della libera circolazione. Schiavone si riferisce in particolare all'arrivo di rifugiati sul nostro territorio, circa 1500 da inizio anno, in prevalenza dall'Afghanistan, motivazione questa ritenuta risibile e del tutto priva di alcuna connessione logico-giuridica con i criteri richiesti dal codice Schengen per legittimare una scelta così estrema quale il ripristino dei confini interni. ICS ricorda inoltre che il ripristino dei controlli non può comportare alcuna compressione o limitazione del diritto d'asilo. In questa regione soprattutto la classe politica ha sostenuto, devo dire, a spada tratta e in maniera, devo dire, anche veramente imbarazzante le riammissioni illegali, anche quando sono state dichiarate illegali. Quindi io ci vedo seriamente il rischio che questa sia un modo per provare, diciamo, delle misure che chiaramente saranno nuovamente illegali e copriranno anche un po' di vergogna di nuovo questa comunità regionale che ne ha già passate di tutti i colori. Il governo ha investito ingenti risorse per la sanità, soprattutto per abbattere le attese delle visite specialistiche, ma la sanità in tutta Italia, anche in Veneto, ha molti problemi che stanno venendo, sono noti che stanno venendo al pettine. Oggi ci sono stati i sindacati al Foncello. Sentiamo in diretta con Anna De Roberto il direttore generale Francesco Benazzi.
Eccoci direttore, buongiorno, te telespettatori. Sì, questa mattina c'è stata un'assemblea, i lavoratori e le rappresentanze sindacali per mettere sul tavolo determinate questioni. In questo caso ci focalizziamo sulle sale operatorie, quindi i sindacati hanno denunciato straordinari, hanno anche riferito di lavorare in condizioni di particolare stress psicofisico. Allora, se sei d'accordo, vi faremo sentire le battute che abbiamo raccolto questa mattina, vi facciamo sentire la loro voce, le loro istanze e poi qui con il direttore generale Francesco Benazzi proviamo a dare delle risposte, perché delle risposte questa mattina sono state date. Allora vi facciamo sentire le interviste e poi ne parliamo col direttore. I lavoratori chiedono a gran voce il rispetto dell'orario di lavoro concordato, perché vengono segnalati numerosi sforamenti delle sedute di sala operatoria che chiaramente vanno ad influenzare poi la vita anche privata di queste persone che hanno figli da recuperare e da portare in giro. Quindi ecco, questo senza nulla togliere chiaramente alle urgenze. Non stiamo parlando di urgenze, parliamo di attività elettiva. Un'altra cosa che è emersa è il prossimo trasferimento in Cittadella della Salute. Il direttore generale ha riferito che avverrà indicativamente verso metà novembre e i lavoratori però chiedono a gran voce una formazione adeguata prima di questo passaggio, perché vi saranno degli accorpamenti per aree affini e quindi ci saranno dei lavoratori che attualmente lavorano, aiutatemi anche voi, in sala di cardiochirurgia, che verranno formati per lavorare anche nelle sale per esempio di neurochirurgia, che però chiaramente richiede una notevole formazione da fare in anticipo. Quindi ecco, queste sono le richieste fondamentali. Addirittura alcuni operatori lamentano un forte disagio psicologico, tanto da richiedere proprio un supporto in questo periodo di forte pressione. La richiesta che abbiamo fatto all'azienda è che soprattutto adesso che prima o poi e presto, da quello che ho capito, si entrerà nel nuovo blocco operatorio, nella nuova Cittadella della Salute, ci siano dei protocolli precisi dove ci sia scritto cosa gli infermieri possono fare e che ci sia una formazione con un protocollo. Perché lo dico questo? Lo dico perché ormai al giorno d'oggi le specialità sono sempre più tecnologiche, sempre più particolari e non è più possibile dire che un infermiere fa tutto. Eccoci allora, direttore Francesco Benazzi, partiamo un po' dalla fine, no? I lavoratori hanno paura di essere in qualche modo mandati allo sbaraglio in questa nuova cittadella sanitaria, di dover magari intervenire in un intervento di cardiochirurgia, magari infermieri che erano abituati in ortopedia, cioè hanno paura che diventi tutto un mare magnum. Che risposte avete dato loro? Sì, intanto buongiorno direttore. Allora, guardi, intanto volevo ringraziare i miei collaboratori, gli infermieri, cioè le persone che oggi dopo il Covid stanno lavorando per recuperare liste d'attesa. Noi abbiamo liste d'attesa di pazienti neoplastici, tumori anche non maligni ma che devono essere operati perché altrimenti potrebbero trasformarsi in tumori importanti. Quindi è vero, stanno facendo degli straordinari, stanno facendo dei lavori straordinari di un'ora, mezz'ora, lo capiamo, anche perché l'organizzazione oggi delle sale è un'organizzazione degli anni 70, con la nuova Cittadella cambierà però lasciando e formando, comunque lasciando questa disorganizzazione, dico io, vecchia per un'organizzazione nuova, che significa però prima di tutto formare gli operatori e soprattutto agire in aree omogenee. Mi spiego, non manderemo chiaramente il ferrista, cioè colui che è al tavolo della sala operatoria a strumentari in neurochirurgia, faremo strumentari in area chirurgica, quindi in chirurgia generale 1, 2 e senologia, che di fatto stanno già facendo. Noi non li dobbiamo formare sui ferri da passare, li dobbiamo formare sulle nuove sale che sono altamente tecnologiche. Ecco, quindi questa formazione, lei dice, ci sarà, la faremo, ha dato anche la data di metà novembre come passaggio. Difatti si formeranno, come dicevo, le due chirurgie e la senologia, perché poi chiaramente saranno i primi a entrare e poi non abbiamo voglia di accelerare, perché noi sta a cuore il rischio clinico del paziente e il rischio clinico di chi lavora, quindi non vogliamo errori, per cui faremo una formazione man mano, perché va fatta sul campo, quindi entrando in Cittadella, ma comunque la faremo in modo tale, faremo entrare soprattutto coloro che sono pronti per entrare, quindi assolutamente nessuna accelerazione,
formazione, ma una logica proprio di lento pede, dove ognuno viene formato per quello che sa fare. Ecco, poi c'è una risposta anche dal punto di vista dell'organico, del personale, perché avete sentito, insomma, hanno lamentato dello stress psicofisico, addirittura alcuni hanno chiesto l'aiuto psicologico. Assumerete? Sì, allora abbiamo l'autorizzazione, la Regione ci ha dato un quid economico in più per i tetti di spesa del Ministero. Assumeremo adesso, sono 121 gli infermieri, dovrebbero essere in 125, andremo a assumere quindi quello che manca, quindi andremo a esaurire le graduatorie che, come sapete, gli infermieri non si trovano facilmente. A novembre usciranno i nuovi infermieri, faremo un avviso per assumere gli altri, quindi il problema all'organico non esisterà. Ecco, direttore, qui da Treviso è tutto. Insomma, hai sentito che i prossimi laureati sono già, hanno già un posto di lavoro opzionati, certo. Quindi hanno già un posto di lavoro assicurato. Queste le risposte dell'azienda sanitaria alle proteste, alle istanze dei lavoratori. Grazie Anna De Roberto e al direttore generale Francesco Benazzi, che ha svolto un lavoro encomiabile. Ricordo durante la pandemia era sempre lì in prima linea con medici e infermieri, e lo è sempre tutti i giorni. E poi per i giovani medici si aprono delle opportunità enormi. Una volta si diceva ai ragazzi: non fare il medico perché ce ne sono già troppi, non troverai mai lavoro, no? Vedete come va la vita. Vediamo adesso un'altra protesta, quella dei lavoratori dell'integrazione scolastica, delle lavoratrici in particolare. Sono le persone che assistono nelle scuole i bambini disabili. È un lavoro molto delicato, importante, e hanno i loro motivi per manifestare. Sentiamo Chiara Gaiani. Vogliamo avere uno stipendio assicurato, stabile. Ecco, non possiamo andare avanti così con i punti interrogativi. Non sappiamo quanti soldi prenderemo questo mese, se ce la faremo a pagare l'affitto o quant'altro. Vogliamo una stabilità. Hanno manifestato in via Scrovegni davanti alla direzione generale dell'UNS 6 Euganea con il volto coperto da una maschera bianca perché si ritengono invisibili. Sono le lavoratrici dell'integrazione scolastica che oggi hanno incrociato le braccia sostenute da ADL Cobas. Il loro servizio permette ai bambini e alle bambine con disabilità di frequentare la scuola, ma è difficile poter lavorare se lo stipendio è precario, perché se un alunno è assente da scuola viene garantito loro il salario solo del primo giorno di assenza, e se per i mesi della pausa scolastica non percepiscono reddito non possono neppure accedere al contributo di disoccupazione. Ci sono motivi per essere preoccupati, per manifestare come in questi casi, ma soprattutto le famiglie sono in grosse difficoltà, perché sarà pure scesa l'inflazione dopo gli interventi in Europa della BCE, ma oltretutto aumentando i tassi di interesse, sono aumentate le rate dei mutui e si fa fatica a fare la spesa. Sentiamo i dati della Coldiretti e le voci dei consumatori. Parola d'ordine: rinunciare. Secondo Coldiretti, circa un terzo delle famiglie vicentine ha dichiarato di aver provato a limitare nel 2022 il carrello della spesa. Taglio alla qualità del cibo acquistato, ma anche alla quantità. Percentuali e numeri alla mano, Coldiretti Vicenza commenta che i consumatori hanno speso 482 euro mensili per l'acquisto di prodotti alimentari, pari al 18,4% della spesa totale. Il 21,5% della spesa alimentare invece è destinato alla carne, per un totale di 104 euro al mese. 102 euro sono per frutta e verdura, poco meno dell'8% per pesce e frutti di mare. Un po' noi anziani con pochi soldi, non si può come una volta che si faceva straordinarie, che si arrotondava, adesso è così. Lei a cosa rinuncia magari di beni alimentari, generi alimentari che comprava prima? Al pesce, diciamo, e dopo anche la frutta è tanto cara. Io prima mangiavo tanta frutta, adesso mi limito una e dopo dico la seconda no, perché domani. A tante cose per risparmiare per la spesa.
perché non possiamo stare senza mangiare, dobbiamo anche lavorare. Si sta più attenti a quello che si compra, ovviamente si guarda il prezzo, si compra, si sperpera meno. Si è più attenti. Lo stretto necessario. Molte famiglie sono bisognose di avere qualche reddito, qualche budget in più e non possono permettersi molte cose, fanno molti sacrifici e devono andare in comune per chiedere aiuti, perché vivono in uno stato non dico di indigenza ma quasi. Questa è una grande verità, confermo tutto. Servizio di Sharon Di Carlo ed Alex Giuliano, in regia questa mattina Tony Esposito e Francesco Ceron. Rivediamo il servizio di Valentina Visentin da Padova su cosa succede non solo agli indigenti ma a coloro che arrivano in Italia, arrivano con le carte in regola. In questo caso è una famiglia tunisina che però si ritrova a dormire in una macchina con 2 bambini piccoli. Vediamo. Io dormo a macchina con 2 bambini e non ho trovato neanche l'hotel pieno. E tanto pagare una notte 70 euro, 100 euro e tanto. Nader e Asma vivono in macchina da 3 settimane con i loro figli, un bambino di 4 anni e mezzo, una bambina di 11 mesi. Sono arrivati dalla Tunisia 2 anni fa. Hanno regolare permesso di soggiorno. Nader ha un impiego a tempo indeterminato, eppure nessuno vuole affittare loro una casa. Io ho tempo determinato, contratto di lavoro, non problema di mangiare, non problema solo la casa. Io ho cercato tutto, tutta l'agenzia, lascia tu numero, ti chiamo. E niente. Lui sempre gira con la mia macchina, 20 euro, 30 euro gasolio, a mattina, a sera. Nella loro auto parcheggiata vicino alla chiesa di Sacro Cuore a Padova, tutta una vita stipata in poche valigie, i pannolini per la piccolina e le coperte per il freddo. La coppia qualche volta riesce a trovare un posto per un paio di notti in albergo, ma loro vorrebbero trovare una casa in affitto. Il problema non è i soldi, il problema è che sempre l'agenzia lascia il tuo numero e quando io ho trovato una casa, sempre il proprietario nuovo stranieri. Si sono rivolti ai servizi sociali del comune di Curtarolo, dove hanno la residenza, ma ancora non hanno trovato un alloggio. Prima di vivere in auto erano stati ospitati da un conoscente. La preoccupazione è tanta, soprattutto per i bambini. Il più grande va all'asilo. Tutto intorno a questa famiglia si sta muovendo la solidarietà. La speranza è che qualcuno porti presto una bella notizia. Io pago l'affitto, pago cappara, pago tutto. Io sono chiaro, non è come un'altra persona, fai soffrato. Io solo lavorare, sempre lavoro, anche non fai malattia. Io sono stato adesso 1 anno e 10 mesi con il mio azienda, solo una volta che ho fatto malattia. Ho bisogno di una casa, per favore aiutami. Servizio Valentina Visentin, e torniamo all'incredibile e tragico incidente che ha causato la morte di Manuel Favaro. Con il suo camion si è scontrato con un grosso cervo, l'animale è entrato in seguito all'impatto all'interno dell'abitacolo dopo aver sfondato il finestrino e quest'uomo è morto trafitto dalle corna del cervo. Sotto sequestro il mezzo, ovviamente ci sarà anche l'autopsia. E le indagini sono in corso per capire proprio in tutti i dettagli la dinamica di un incidente che ha dell'incredibile. Cordoglio e dolore ovviamente nel suo paese. Zero Branco. È una morte che non esiste, sembra un film, non è una morte tollerabile, diciamo così, ecco. Una cosa tremenda, non si può dire altro. È talmente assurda da apparire irreale la dinamica che ha portato alla morte di Manuel Favaro, il camionista di Scandolara, residente a Salzano, morto con ogni probabilità dopo essere stato trafitto dalle corna di un cervo piombato nell'abitacolo del tir che stava guidando sulla strada provinciale tra Borgo Valbelluna e Querovas. Mentre è stata disposta l'ispezione cadaverica sul 35enne, i carabinieri di Feltre, guidati dal capitano Luca Innelli, si stanno occupando dell'istruttoria. Al momento non ci sono né indagati né ipotesi di reato
tanto la concatenazione di eventi è stata tragica. La testa e la parte anteriore del cervo sono piombati addosso all'autista dopo che l'animale aveva urtato contro una Golf che stava procedendo sul lato opposto. L'ungulato di fatto è volato all'altezza dell'abitacolo. Sia l'auto che il tir sono ora sotto sequestro. La zia Luciana, come tutti i familiari del 35enne, non si dà pace. Manu era un grande, aveva la passione del ballo, aveva la passione della piscina, della bici, era un grande, era un bravo papà e un bravo ragazzo, insomma, in tutti i sensi. Non perché adesso non c'è più, ma noi, insomma, bravo ragazzo, ecco. Luciana abita a pochi passi dall'abitazione dei genitori di Manuel, rimasta vuota per buona parte della giornata, con la mamma Donatella e la sorella Moira che hanno affidato dei pensieri d'amore sui social. Il ricordo più bello quando sei diventato papà, scrive Moira. A ricordare la gioia ci sono ancora i fiocchi rosa del battesimo festeggiato da tutta la famiglia poco tempo fa. Sì, effettivamente io sono molto scosso, io e mia moglie, perché io è da poco che abito qua, 2 anni, ma è veramente una persona unica, il sorriso di Manuel. Non è giusto. Non bisogna andare via così. Nessuno deve morire, ma Manuel no però. E tutti ricordano il sorriso di questo ragazzo, i suoi amici si stanno mobilitando con una raccolta fondi e in piscina a Quinto si è stato osservato 1 minuto di silenzio. Innanzitutto mi ha chiamato un mio amico, mi fa: hai sentito di Manuel? No, guarda, dovevo chiamarlo appunto ieri mattina, dopo fra le 1000 impegni di lavoro non ci sono riuscito, però poco dopo me l'ha confermato il suo datore di lavoro, perché comunque collaboriamo, gli faccio dimmi che non è vero, e anch'io ero in cantiere e ho fatto fatica a tirare a mezzogiorno per rientrare in camion. L'incredulità iniziale e poi lo shock per quell'amico sempre sorridente e pronto ad aiutare. Nicola Carollo conosceva Manuel Favaro da quasi 20 anni, l'ultima volta insieme poco meno di 2 settimane fa all'Oktoberfest. L'ultimo ricordo che ho con lui è che volevo festeggiare il mio compleanno e si è privato di un weekend con la sua famiglia per venire appunto a festeggiare il mio compleanno, i miei 40 anni, che ci tenevano comunque con gli amici quelli più stretti, e questo è l'ultimo ricordo che ho di lui. Nonostante si fosse trasferito con la compagna Salzano, Manuel era legatissimo agli amici di Scandolara, che in queste ore hanno avviato anche una raccolta fondi online per aiutare la compagna. Sconcerto e silenzio anche alla piscina comunale di Quinto, dove Manuel si è allenato per anni. Qui ultimamente accompagnava la figlioletta, una passione, quella per il nuoto, che voleva trasmetterle. Sicuramente spero che questa passione venga trasmessa anche alla sua figlia e che possa continuare anche in nome di Manuel. Intanto l'impianto osserverà in serata 1 minuto di silenzio, come chiesto dagli ex compagni di allenamento. Fermeremo tutta la piscina per 1 minuto dedicato proprio per Manuel. Tutto il sostegno, tutto il supporto, e ci sentiamo scossi anche noi veramente. Ora però è il momento di stare accanto alla famiglia, a Tiziana e alla piccola Beatrice. Sai che zio Nicolino c'è sempre anche per la piccola. Ieri appunto quando l'ho vista gli ho detto: se hai bisogno chiamami, no? Che parto, prendo tutto, mollo tutto e il lavoro va bene lo stesso. Insomma, in questi casi i sentimenti contano di più del lavoro, insomma. Ecco. Facciamo spesso riferimento a pestaggi, raccontiamo di risse e aggressioni. Ultimamente a Venezia i controllori sono stati aggrediti da passeggeri sprovvisti di biglietto, addirittura uno è stato preso a morsi, e a Castelfranco invece un 50enne è stato aggredito con calci e pugni da un gruppo di studenti minorenni nel Sottopasso. I 10 giovani sono stati identificati dalla polizia locale. Una violenta aggressione, senza alcun motivo. La vittima, scelta a caso tra i tanti cittadini che in quel momento, a piedi o in bicicletta, transitavano lungo il sottopasso ciclopedonale a ridosso del McDonald's a Castelfranco. I fatti risalgono allo scorso 5 aprile, ma solo ora la polizia locale ha reso noto l'accaduto, dopo aver depositato al termine dell'attività investigativa un corposo fascicolo. Protagonista un gruppo di ragazzini, tutti minorenni tra i 16 e i 17 anni, studenti di un istituto superiore della Castellana, residenti nella
dell'Alta Padovana. I giovani iniziano a scagliarsi contro i passanti, prima a finire nel mirino del branco 2 ciclisti insultati con il lancio di una bottiglia contro uno dei due, fortunatamente senza conseguenze. Tocca poi ad un 50enne castellano essere preso di mira dagli studenti. L'uomo, una volta giunto alla fine del percorso pedonale, si trova davanti il gruppo che prima lo insulta, poi lo blocca. A quel punto esplode la violenza. I ragazzini iniziano a colpirlo con calci e pugni al corpo e al volto, il tutto mentre parte del gruppo incita o blocca la via di fuga alla vittima, che finisce per sbattere il volto contro il muro. Alla fine il gruppo si dilegua prendendo direzioni diverse. Il 50enne, una volta ripresosi, riesce, nonostante le contusioni e lo shock, a raggiungere il comando della polizia locale, dove viene medicato. Gli agenti raccolgono la sua testimonianza e la descrizione degli aggressori, prima di affidarlo ai sanitari del SUEM. Per il 50enne una prognosi di 30 giorni per fratture multiple. Immediatamente scattano le indagini in collaborazione con gli agenti della polizia locale del Campo San Pierese, con attività in borghese di osservazione, monitoraggio di profili social e visioni di tutte le telecamere di videosorveglianza. Alla fine si riesce a dare un nome e un volto ai 10 responsabili, raggiunti dagli agenti nelle loro abitazioni e convocati in comando. Gli studenti vengono deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Questo consentirà verosimilmente all'aggredito di trovare la giustizia che è necessario ed è giusto che trovi, ancorché siano passati diversi mesi. La giustizia farà ora il suo corso, continua Marcona, ma è doveroso sottolineare che a Castelfranco non si possono tollerare episodi di questa gravità, che saranno sempre perseguiti in tutte le forme. Non può essere altrimenti, non è Castelfranco che ha tolleranza zero, ma è un territorio tutto che deve avere questo tipo di attenzione alta nel non banalizzare questi singoli eventi, che poi quando ci sono 30 giorni di prognosi non è che siano episodi minimali, sono episodi pesanti, ed è giusto che ci sia una giustizia che interviene cercando di dare il massimo della pena possibile prevista in questi casi, senza se e senza ma. Il delitto per la morte di Mattia Caruso ad Abano Terme, che era stato accoltellato dalla sua fidanzata Valentina Boscaro, condannata ieri a 24 anni di carcere. Vediamo la prima pagina del Mattino di Padova, delitto dei fidanzati, Valentina in lacrime verso il carcere. Cosa ho fatto? Chiedo scusa a tutti, e certo non avrà il perdono dei genitori, in particolare della mamma della vittima che ieri abbiamo intervistato. Sentiamo che cosa ha detto. C'è una condanna, 24 anni, c'è un risarcimento, ma lei ha detto nessuno mi restituirà mio figlio. Com'è quest'anno e mezzo, quest'anno e qualche mese senza Mattia? Com'è? Per una mamma. È una lotta ogni giorno. Dal 25 settembre del 2022 Rosa Caruso lotta ogni giorno contro il dolore, contro un'assenza che non potrà mai essere colmata, la perdita di un figlio. Ieri in aula Rosa, insieme a suo marito Tino, ha ascoltato la sentenza che ha condannato in primo grado Valentina Boscaro a 24 anni di reclusione per aver ucciso suo figlio Mattia con una coltellata al cuore. Siamo soddisfatti della sentenza che è stata data. Anche se mio figlio non tornerà più indietro, ma perlomeno abbiamo avuto la soddisfazione che sia stata fatta, che sia stata fatta luce sulla personalità di mio figlio, che alla fine non era poi non era vero tutte le calunnie che lei ha raccontato. In aula la pubblica accusa ha definito Valentina Boscaro bugiarda e manipolatrice. Più volte abbiamo messo in guardia mio figlio, abbiamo chiesto di interrompere questa relazione perché era chiaro che non era una relazione buona, era una relazione che non poteva portare altro che guai o chissà che cosa. Però purtroppo lui non sentiva nessuno, vedeva solo lei, era innamorato. La storia dell'aborto che tanto ci è discusso ieri in aula, voi ne eravate a conoscenza? No, noi non abbiamo mai sentito niente di tutto ciò, non sapevamo niente, penso che sia una storia inventata anche questa. Mattia, da quando stava con Valentina, era cambiato, racconta mamma Rosa.
un ragazzo che amava vivere la vita, e da quando era con Valentina ogni giorno peggiorava la cosa. Lui è cambiato caratterialmente, proprio era sempre nervoso, sempre arrabbiato. Ieri in aula Rosa e Valentina per pochi istanti hanno incrociato lo sguardo. Non ha un minimo di pentimento, non è pentita per niente. Era fredda, era addirittura sorridente, l'ho vista sorridere. No, penso che non sia pentita. Servizio Valentina Visentin, Chiara Gaiani ha intervistato l'avvocato della responsabile di questo omicidio. Sentiamo. Siamo con il professor Alberto Berardi, il difensore di Valentina Boscaro, l'ha seguita in tutta questa lunga vicenda processuale, la condanna a 24 anni per omicidio volontario. Come avete accolto questa sentenza? La sentenza nella sua parte dispositiva ci ha un po' sorpreso perché la riteniamo quantitativamente iniqua. La gravità del fatto è plastica, è nota, è fuori discussione, ma ritengo che il processo abbia fatto emergere un contesto nel quale quel fatto è maturato, che è un contesto vessatorio e condizionante tragico che ha subito Valentina Boscaro nell'anno e mezzo precedente il fatto. Per cui, con il massimo rispetto per la decisione dell'autorità giudiziaria, le cui motivazioni ancora non conosco, è una sentenza che con elevatissimo grado di probabilità andrà impugnata per far valere alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia l'esigenza di una rideterminazione sanzionatoria che sia più adeguata per l'appunto al riconoscimento della gravità tragica del contesto nel quale il fatto altrettanto tragico si è consumato. Ecco, voi avete raccontato quella che di fatto insomma è sembrata davvero un'altra storia. Valentina è stata accusata a più riprese anche dai familiari di Mattia Caruso di essere bugiarda e di essere manipolatrice. Voi dite che le carte raccontano ben altro. Io comprendo e rispetto silenziosamente l'esigenza e il diritto dei familiari della vittima di difenderne a spada tratta e a oltranza la memoria. A fianco a questo doveroso rispetto devo dare atto del fatto che il processo ha provato, soprattutto documentalmente, attraverso messaggi di testo e immagini, il fatto che Valentina era vittima di una relazione, di un rapporto con il povero Mattia Caruso, vittima greve, vittima di vessazioni e umiliazioni fisiche e morali letteralmente indicibili. Lei ha già sentito la sua assistita che, ricordiamo, da mercoledì sera è in carcere a Verona. Ho avuto modo di sentirla telefonicamente poco fa per la prima volta ed è chiaramente in una condizione di comprensibile scuotimento personale e razionale che andrà governato con la massima attenzione sia da parte della famiglia ma anche da parte di noi difensori. Preciso che l'ho assistita assieme all'avvocato Bonon, che è stato un, diciamo così, sodale difensivo eccellente e per me indispensabile. Ecco, lei andrà a trovarla in carcere a breve? Certamente andrò a trovarla, diciamo, per quel dovere di solidarietà etica che a noi difensori impone di far visita ai nostri assistiti detenuti e per rappresentarle le iniziative che intendiamo intraprendere già nell'immediato per cercare di risolvere questa situazione di custodia detentiva in carcere che, a mio sommesso giudizio, ancora una volta con il massimo rispetto per la decisione della Corte d'Assise, non ha ragion d'essere. Quindi presenterete l'istanza per la scarcerazione, la richiesta perché sia posta ai domiciliari. Impugneremo l'ordinanza della Corte d'Assise davanti al Tribunale della Libertà di Venezia
facendo valere la inesistenza di esigenze cautelari sopravvenute la sera della pronunzia della sentenza rispetto ai 13 mesi precedenti che hanno visto Valentina Boscaro rispettare in modo assolutamente puntuale le prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari. Le pene si scontano quando le condanne sono definitive, non si anticipano con la custodia cautelare in carcere. Allora, vediamo invece la legale della vittima, l'avvocato Giulia Ranzato. Vediamo. Giovanni Malara, che era stato riconosciuto dall'imputata come un possibile omicida. Allora, questa è una condanna giusta, è una condanna che Valentina Boscaro meritava, perché lei ha calunniato Giovanni Malara per giorni per uno dei reati più atroci che ci sia nel codice penale, il reato di omicidio. Quindi felicissima per questo esito. Allora, questa era l'avvocata della persona a cui Valentina Boscaro aveva attribuito il delitto, perché non solo aveva nascosto il coltello, ma aveva anche cercato di depistare le indagini proprio accusando qualcuno che non c'entrava nulla, e questo era l'avvocato in un'intervista breve del Mattino di Padova. Parliamo anche di stalking e revenge porn, visto che si parla di rapporti anche spesso drammatici tra coppie. Nei confronti dell'ex fidanzata è scattata una misura di sorveglianza per un 35enne che dopo la fine della relazione perseguitava la donna minacciando di pubblicare foto intime. Sta diventando attraverso i social davvero una grossa piaga della nostra società. Vediamo. Una storia d'amore che si è trasformata in un incubo, con lui che dopo la fine della relazione ha cominciato a perseguitare l'ex a casa e sul luogo di lavoro. La donna, 35enne di origini bengalesi ma residente a Treviso da molti anni, mamma di una ragazzina adolescente, si era innamorata nell'estate del 2021 di un connazionale coetaneo residente ad Arezzo. La relazione non funziona e dopo 4 mesi i due si lasciano, ma l'uomo non si rassegna e comincia a tormentarla in tutti i modi, ricattandola, minacciando di pubblicare sui social foto che li ritraevano in momenti di intimità, presentandosi sul luogo di lavoro a Villorba allo scopo di spaventarla. Un giorno avrebbe atteso sotto casa dell'ex la figlia 14enne, strattonandola per farsi rivelare dove fosse la madre. Dopo mesi di inferno la donna ha trovato il coraggio di denunciare rivolgendosi ai carabinieri. Ora, su proposta del questore di Treviso, il Tribunale di Venezia ha applicato la misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, previsto per il 35enne il divieto di soggiorno nei comuni di Treviso e Villorba, comuni dove la vittima di revenge porn e stalking vive e lavora. Ma il tribunale ha anche imposto all'uomo di non allontanarsi dal comune di residenza, Arezzo, senza prima danne preavviso all'autorità di pubblica sicurezza, ed il divieto di frequentare locali pubblici dalle 22 alle 7, orario nel quale deve rimanere a casa. Il bengalese non potrà inoltre partecipare a pubbliche riunioni né detenere armi. E questo particolare tipo di violenza attraverso i social ha suscitato anche l'attenzione della politica. Sentiamo cosa dice l'assessora sociale del comune di Treviso, Gloria Tessarolo. Si chiama revenge porn ed è un reato che punisce la diffusione senza il consenso delle persone interessate di immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Il reato è stato introdotto nel 2019 dal cosiddetto Codice Rosso, volto a tutelare le vittime di violenza di genere o domestica. È punito chi diffonde queste immagini, ma anche chi, dopo averle ricevute, procede nella divulgazione. Fortunatamente il Codice Rosso ha istituito questa forma di reato e quindi ci sono strumenti per la vittima per denunciare e ovviamente per il sistema di giustizia e penale per poter prendere provvedimenti. È anche importante ricordare che è un reato che prevede fino a 6 anni di reclusione e prevede multe pecuniarie fino a 15.000 euro. Se oggi c'è dunque un sistema che tutela la vittima, è comunque fondamentale prevenire questo reato sempre più diffuso, specie tra i giovani, rendendoli consapevoli dell'importanza di una corretta gestione e protezione di questi dati e immagini così personali. L'unico modo per prevenire è quello di evitare assolutamente, questo lo diciamo soprattutto
laddove l'idea di fotografie o di video che riguardano la sfera intima viene presa in maniera giocosa o alla leggera, ecco, ricordare che possono poi invece diventare delle armi di offesa. Ed effettivamente, come diceva lei, possono diventare delle vere e proprie armi di violenza di genere contro le donne prevalentemente. 2 minuti di pubblicità e poi torniamo subito con Focus TG, state con noi. Torniamo alla nostra apertura che è sulla prima pagina di tutti i giornali ed è sulle copertine di tutti i telegiornali, cioè la separazione tra Giorgia Meloni e il suo compagno Andrea Giambruno. Oggi con un tweet la Premier ha detto: lascio quest'uomo che mi ha dato una figlia e rimarremo amici, ma così non si può più andare avanti, e si riferiva in particolare alle ultime polemiche scatenate da un fuori onda andato su Striscia la notizia, in cui Giambruno si comporta in maniera piuttosto volgare con una collega, fa un approccio, dice delle cose sconvenienti come quelle che aveva già detto in altri fuori onda, e anche in diretta quando ha parlato di transumanza dei migranti, quando ha detto per esempio sulle ragazze violentate che chi si ubriaca poi trova il lupo. Insomma, è sempre stato al centro dell'attenzione. Adesso Giorgia Meloni ha perso la pazienza. Vediamo una breve scheda del Corriere della Sera. Vediamo. Ma tu fatti i cazzi tuoi, Sandra. Sei di una donna intelligente. Ma perché non ti ho conosciuta prima? Mentre mi parli? L'hai già fatto. Tu sei fidanzata? Sì, l'hai già chiesto stamattina, Andrea. Vabbè, avete visto, no? Tu sei fidanzata, insomma faceva un po' il galletto, e Giorgia Meloni ha perso le staffe e ha deciso di interrompere questa relazione che, ha specificato il primo ministro, era già in crisi da qualche tempo. E poi c'è una nota polemica della Meloni riguardo a coloro che fanno di tutto per indebolirla, e ha fatto un riferimento alla famiglia Berlusconi, come se questi fuori onda fossero orchestrati in accordo tra Antonio Ricci, titolare di Striscia la Notizia, per Silvio Berlusconi, per dimostrare che Silvio Berlusconi era meglio dell'attuale Presidente del Consiglio. Ma ne parleremo anche stasera, perché ci sono anche risvolti mediatici, il caso Barbisan purtroppo farà scuola, e ne parleremo questa sera a Focus. Torniamo alla cronaca. Ha perso il controllo della sua auto ed è finito nel canale Cavetta in via Cesare Battisti a Jesolo. È successo poco prima delle 7. L'autista fortunatamente è riuscita ad uscire autonomamente dalla sua vettura e aiutata da alcuni passanti a risalire il canale. Subito assistita dal personale del 118 e trasferita poi in pronto soccorso. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Mestre per rimuovere il mezzo con l'autogru, vedete in queste immagini. L'auto è stata imbragata e riportata in strada, recuperata dai sommozzatori. Anche la ringhiera di ferro divelta è finita in acqua. Ancora in corso le indagini della polizia locale per accertare l'esatta dinamica della vicenda. Si è parlato molto del guardrail insufficiente del cavalcavia di Mestre, però ci sono in Veneto tanti canali veramente che sono sprovvisti di qualsiasi tipo di protezione, e in giorni in cui c'è per esempio una nebbia molto fitta è molto facile finirci dentro. Intanto la Guardia di Finanza ha oscurato il sito internet dell'Istituto Dermatologico di Verona per aver diffuso notizie fake, per aver commercializzato prodotti potenzialmente nocivi per la salute. In particolare i finanzieri stanno conducendo indagini nei confronti dell'amministratore della società, già nota nel settore della cosmesi a livello nazionale. Le ipotesi di reato contestate dalle Fiamme Gialle sono in materia di danno alla salute umana, nonché frode in commercio realizzata anche
attraverso il sito internet che riporta informazioni fuorvianti e non veritiere, millantando partnership con farmacie autorizzate e prove cliniche universitarie ed ospedaliere mai effettuate. I finanzieri hanno rinvenuto una grande mole di materiale utilizzato per produrre, assemblare e confezionare i cosmetici commercializzati. Nuovo colpo della banda dei ricambi d'auto è accaduto in un quartiere residenziale di Maserà di Padova. Dell'Audi Avant parcheggiata nel quartiere residenziale Maserà di Padova non è rimasto che questo. Davvero impressionante il furto subito dal proprietario dell'automobile, l'ennesimo della banda dei ricambi che da mesi imperversa anche in provincia di Padova. Il colpo 2 notti fa, probabilmente prima studiato a tavolino, perché i malviventi prima di entrare in azione hanno spento i lampioni della zona dove era parcheggiato il veicolo, riuscendo poi a rubare l'airbag del guidatore sul volante, 2 fanali anteriori Matrix LED, il mascherone anteriore e anche il paraurti. Non so se avete mai provato la sensazione di trovare la vostra auto aperta, la vostra casa violata, le vostre cose rubate. Spero non la proviate mai, scrive sconsolato il proprietario dell'auto sui social. Sul furto indagano i carabinieri. E intanto i vigili del fuoco sono intervenuti a Cornedo Vicentino per la caduta dei calcinacci dalla Galleria Serenissima. La segnalazione è partita da un automobilista. Intervento stanotte da parte dei Vigili del Fuoco nella Galleria Serenissima della SP 133 variante di Cornedo Vicentino a causa del distacco di calcinacci. La chiamata da parte di un automobilista che ha segnalato la caduta di materiale. I Vigili del Fuoco, accorsi da Schio Vicenza con l'autoscala, hanno provveduto ad un controllo immediato del tetto. Constatato il pericolo di ulteriori distacchi di calcestruzzo, hanno fatto intervenire l'azienda viabilità competente per la strada che ha chiuso momentaneamente la galleria per provvedere alla verifica e manutenzione del tunnel. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Andiamo a Vicenza, dove abbiamo sentito prima i commercianti lamentarsi in diretta con Luisa Bertini dei molti furti messi a segno da varie bande criminali che stanno infestando non solo la città ma anche la provincia. C'è un allarme, intanto un allarme degrado in centro storico. I nostri telespettatori ci hanno mandato video e foto che documentano la situazione in Piazza Castello e nella zona della Basilica Palladiana. C'è questo tipo di degrado, poi c'è il degrado di edifici fatiscenti, abbandonati, in cui appunto molte persone che poi delinquono trovano riparo. Intanto sentiamo Carlo Alberto Inghilleri. SOS degrado, i cittadini chiamano, Rete Veneta risponde. In questo video girato di primo mattino nella centralissima Piazza Castello si vede chiaramente che 3 senza tetto, dopo aver improvvisato dei giacigli di fortuna, stanno dormendo per terra lungo il muro. Immagini tristi, anche se il comune mette a disposizione degli alloggi per chi non ha una casa. Alloggi dove però ci sono delle regole da rispettare e c'è chi preferisce restare fuori a dormire all'addiaccio. Liberi questi clochard di non frequentare le strutture dei servizi sociali, ma liberi anche i vicentini di vivere in una città senza degrado. Dobbiamo capire ovviamente quali sono le loro problematiche. Se sono delle persone che commettono dei reati, questi devono essere ovviamente perseguiti dalle forze dell'ordine. Se invece sono le persone che si trovano in mezzo ad una strada perché hanno perso tutto, vanno aiutate e bisogna inserirli in una progettualità che li riporti o avere una seconda opportunità, avere una loro autonomia, oppure inserirle nelle strutture che alcune volte possono essere solo strutture di accoglienza, in altre volte invece anche strutture sanitarie competenti. L'amministrazione punta a rinforzare la rete degli operatori sociali in strada per ridurre il numero dei clochard che vivono all'addiaccio. Intanto però ci sono dei luoghi sacri dell'arte, della cultura, come la Basilica Palladiana, monumento nazionale dal 2014, un simbolo di Vicenza che non viene risparmiato dai bivacchi e dalla sporcizia, come dimostrano queste foto. Adesso Vicenza spera che a 10 anni di distanza anche il Teatro Olimpico venga dichiarato monumento nazionale, ma il punto è che
investire sulla valorizzazione della città è sì cosa buona e giusta, ma poi per lo stesso identico motivo bisogna anche affrontare il degrado che svilisce i monumenti più illustri. È proprio per questo che tra le proposte che abbiamo fatto vi è anche quella di ricorrere ad una sorta di vigilanza privata per quanto riguarda i monumenti pubblici. E noi non vogliamo che ci siano dei vigili, dei poliziotti a salvaguardia dei monumenti, però dei custodi, dei guardiani che intervengono per evitare questi fenomeni di degrado potrebbe essere sicuramente una soluzione utile. Vice Carlo Alberto Inghilleri, ci sono, come abbiamo sentito prima dal direttore generale Francesco Benazzi, problemi all'interno del settore della sanità, i sindacati si mobilitano per la questione delle sale operatorie e vediamo però anche dal Gazzettino i licenziamenti, in questo caso di un anestesista per troppe assenze, farà ricorso, sono cardiopatico, ha detto, ho avuto malori in sala operatoria e qui parliamo dell'ospedale di Padova. Al San Bassiano polemiche invece per i turni, gli orari per le visite ai reparti considerate proibitive per chi lavora. Pazienti e famiglie si lamentano, ci dice tutto Alex Giuliano. Fare visita ai degenti in ospedale è parte stessa della riabilitazione, della cura, del percorso di guarigione. La comunità medica non perde occasione per ribadirlo, sottolineando come la vicinanza di un parente, di un affetto, abbia ripercussioni positive sui pazienti ricoverati. Durante gli anni del Covid, causa misure di sicurezza imposte dal Ministero della Salute e dal Comitato Tecnico Scientifico, le visite ai familiari e agli amici in ospedale erano state sospese prima e contingentate poi. Proprio in quel periodo al San Bassiano furono prese le dovute precauzioni, eppure finita l'emergenza sono in molti a scriverci per segnalarci che l'orario di visita ai degenti imposto dall'ULSS 7 sta creando problemi organizzativi a chi per andare a trovare appunto un parente o un amico è costretto a chiedere permessi al lavoro. Il perché è presto detto. Ci sono numerosi reparti che non dispongono più dell'orario serale per l'ingresso dei visitatori. Facciamo alcuni esempi, partendo da geriatria, uno dei reparti più delicati perché gli anziani hanno bisogno di affetto, di calore, di non sentirsi soli. Ecco, chi dovesse avere qualcuno ricoverato in geriatria al San Bassiano può fargli visita solo dalle 16 alle 17, domenica inclusa. E sono tanti i familiari che ci scrivono per lamentarsi di questa mancanza di flessibilità nei confronti di chi lavora. Stesso discorso per ortopedia, con visite consentite solo dalle 16 alle 17, per medicina generale, che apre le porte ai visitatori dalle 17 alle 18, neurologia dalle 16 alle 17, nefrologia stesso orario dalle 16 alle 17, quando la maggior parte delle persone è ancora al lavoro. Una fascia oraria problematica anche per chi vuole andare a trovare una persona ricoverata in gastroenterologia, che permette le visite dalle 16 alle 17, e in pneumologia. Insomma, manca una finestra serale, in tantissimi la chiedono, ma dalla direzione dell'ULSS 7 le ante di questa finestra sembra proprio che vogliano rimanere chiuse. E come tutte le persone di una certa età, anche il Ponte Vecchio, data l'età vetusta, ha bisogno di cure ed assistenza. È in corso un check-up e gli operai sono nuovamente al lavoro. Una buona notizia per i veneti, una buona notizia per i bassanesi, una buona notizia per i turisti di tutto il mondo. Perché? Perché il Ponte Vecchio di Bassano, monumento nazionale, stamattina si rifà il look. Sono piccoli ritocchi necessari, sono accortezze a quelli che sono stati dei danni, degli atti vandalici che hanno così rovinato il legno della balaustra e non solo. Questa mattina in una Bassano uggiosa, plumbea, però operai dell'amministrazione comunale sono al lavoro. Come potete vedere alle mie spalle c'è già tutto pronto per
consentire agli operai imbragati di calarsi dal ponte e andare a effettuare lavori di manutenzione alle stilate del ponte vecchio, mentre adesso ci spostiamo in una delle aree più colpite, più danneggiate dai vandali e dagli incivili. Ebbene, come possiamo vedere, le ferite del ponte, le chiamiamo così, sono state sapientemente rimarginate. Questa era una cicatrice davvero profonda, scavata presumibilmente con un coltellino nel legno del ponte vecchio. Ebbene, è stata sistemata, è stata sanata, e noi chiudiamo con l'augurio che il ponte non debba più ricorrere così spesso e così urgentemente a interventi di manutenzione, che l'inciviltà resti al di fuori di questo che è un luogo iconico, è un luogo a cui bassanesi, veneti, turisti, italiani, tutti siamo particolarmente legati. Da Bassano del Grappa, dal ponte vecchio, che oggi è un po' meno vecchio, diciamo, passatemi la battuta, è tutto, con questo lavoro di ritocco e di manutenzione necessario che sta ridando dignità al monumento nazionale di Bassano. Alex Giuliano dal mitico Ponte degli Alpini. Restiamo a Bassano per il piano Mar, niente pace con Numeria, e a questo punto il comune rischia di pagare oltre 2,5 milioni. Ottobre, con la sua pioggia, ci ricorda che questo è tempo di funghi. E proprio come un fungo è spuntata in Albo Pretorio una delibera di giunta che dà mandato a un avvocato di raccogliere il testimone da un altro avvocato per un procedimento davanti al TAR del Veneto. Un ricorso per cosa? Per il piano Mar, proprio quell'annosa vicenda legale iniziata anni e anni fa attorno alle torri portoghesi. Stiamo parlando della vecchia causa di 10 anni fa, non c'è ancora appunto una quadra conclusiva sulla variante piano Mar, quindi è chiaro che le azioni legali vanno avanti e come comune ci difenderemo. Ricordiamo che quell'azione legale proposta appunto da Numeria in riferimento allo stralcio, alla cancellazione di quell'approvazione del piano delle torri di portoghesi, e quindi giustamente hanno chiesto i danni come previsto dalla norma. A fare ricorso è il privato coinvolto nel progetto, ovvero Numeria, la stessa società che solo qualche mese fa si era seduta al tavolo di una conferenza stampa dell'amministrazione Pavan su un nuovo assetto del piano Mar. In quell'occasione l'amministrazione dispensava sorrisi e propositi che facevano intendere di un rapporto cordiale, di una pace di fatto che mettesse una pietra sopra il passato. A leggere la delibera di questi giorni, però, la realtà è tutt'altra, perché Numeria vuole i 2,5 milioni chiesti al comune come danno, senza contare interessi e valutazione monetaria. Un'amicizia di convenienza? Di certo conviene a Numeria farsi risarcire, e di certo non conviene al comune, che dovrebbe pagare, o peggio ai cittadini, che alla fine sono quelli che aprono in concreto il portafoglio. È chiaro che i rapporti di dialogo ci sono ancora, stiamo cercando appunto di andare avanti con la conclusione del piano, però non bisogna dimenticarci che ci sono delle azioni legali in corso, che il tempo passa e che quindi appunto si arriverà a giudizio nel quale ovviamente noi ci difenderemo. È quello che è successo nella partita di via Capitelvecchio con Finpengo, abbiamo raggiunto un nuovo accordo e ovviamente tutte le cause legali sono state stralciate, ed è quello che cercheremo di fare anche con il piano Mar. E come abbiamo visto sono tempi duri per i ponti di Bassano del Grappa. È malato il ponte vecchio, ha necessità di cure e di check-up, ma è messo male anche il ponte della Vittoria, perché la pista ciclopedonale rimane chiusa, e sentiamo le proteste di coloro che non ci stanno. Vediamo. La gestione del ponte non sta soddisfacendo FIAB Bassano. Al momento promessa non mantenuta. Il ponte della Vittoria, come annunciato un mese fa dal vice sindaco Andrea Zonta, sarebbe già dovuto essere percorribile da ciclisti e pedoni, e invece al momento tutto tace. A quanto pare servono ancora giorni per inaugurare il nuovo tratto rivisitato della ciclopedonale. Se prima infatti ciclisti e pedoni transitavano in spazi separati, ora biciclette e passanti
abitanti sarà dedicato un tratto unico, una rivisitazione che ancora non convince FIAB. Hanno cambiato il progetto e adesso ne stiamo subendo le conseguenze, perché anche quando hanno fatto l'apertura, se ci avessero ascoltato, sarebbero potute passare da subito le biciclette, e non solo in un senso ma in due sensi, perché la corsia veicolare per le automobili sarebbe stata più larga. Pista ciclopedonale che sarà separata dalla corsia delle auto con una balaustra in ferro. Queste balaustre sono inutili in un ponte a 30 km all'ora, come è adesso, e ci auguriamo lo sarà anche in futuro. Prima era a 50 e c'erano 2 corsie ciclabili, adesso il ponte diventerà a 30 e metteranno una balaustra che è a prova di carri armati. Pedoni e biciclette quindi dovranno ancora attendere per poter attraversare il ponte, ma come vediamo dalle immagini raccolte con il drone da un nostro telespettatore, un divieto per molti formale. Sono ancora tantissime infatti le biciclette che ogni giorno sfrecciano nelle corsie riservate alle automobili, trasgredendo l'ordinanza comunale, e intanto il tempo passa, le trasgressioni aumentano e ciclisti e pedoni non hanno ancora un luogo sicuro per poter attraversare il ponte. Servizio di Sharon Di Carlo, e questi lavori sul Ponte Nuovo stanno rallentando anche la destra Brenta. Le problematiche di traffico dovute alla chiusura prima e al senso unico poi del Ponte della Vittoria in ristrutturazione si riversano in particolar modo in destra Brenta, in particolare in Viale Vicenza, Viale Palladio, Viale Aldomoro, oltre che nelle vie interne del quartiere Padre Zanuso come Via Cavallare. Non solo quest'area di Bassano però è soggetta a un aumento del traffico. Molti cittadini che devono andare in sinistra Brenta per evitare di finire nel collo di bottiglia del terzo ponte decidono di attraversare il fiume passando da nord e nell'arrivare a Campese finiscono in un altro collo di bottiglia, quello del semaforo della frazione di Sarson. Io riporto l'esperienza di alcuni concittadini di Sant'Eusebio che vanno a lavorare a San Vito, a Romano, e si ritrovano però imbottigliati in un altro collo di bottiglia che è il semaforo di Sarson. Lì c'è un senso unico alternato da un semaforo, e succede questo fondamentalmente, che c'è una colonna di macchine che da Sarson, dal semaforo, si ferma fino davanti alla chiesa di Sant'Eusebio, un quarto d'ora circa calcolato da me stamattina, quando di persone che scendono da Campese per arrivare verso Angarano, verso la destra Brenta di Bassano, non ce ne sono. Quindi in un orario ben definito tra le 8 meno un quarto e le 8 e mezza si potrebbero allungare di più i tempi per andare verso nord, anche perché in quell'orario arrivano i genitori che accompagnano i bambini alla scuola Gabelli e c'è l'ingresso degli operai in Clima Veneta, quindi si crea anche una situazione di pericolo oltre che di inquinamento e disagio per i cittadini che se ne stanno un quarto d'ora seduti in macchina ad aspettare questo semaforo. Breve break pubblicitario e torniamo di nuovo. State con noi, grazie. Olimpiadi invernali 2026, volano gli stracci, titola il Fatto Quotidiano. Nella Lega il presidente Zaia vuole tutte le gare di sci alpino a Cortina. Dopo il no alla pista di bob, il governatore Fontana non ci sta, impossibile, dice, restano in Lombardia. Dovremmo poter vedere anche le dichiarazioni del sindaco di Milano Sala, che è altrettanto contrario a fare concessioni al Veneto. Sentiamo cosa ne pensa? Ci sono margini? Ma non penso che ci siano margini, ma come si fa? Sono tutti investimenti, a parte che per quanto riguarda Milano è tutta roba realizzata da privati, quindi cosa facciamo? Non rinunciamo agli investimenti dei privati. Questo è il momento di tenere giù la testa e andare avanti. Ieri ho chiamato il sindaco di Cortina per dirgli che da un lato mi dispiace che io possa essere il primo testimone storico, siccome sono tra i primi che si è occupato di questa cosa. Quando si è lanciata l'idea del bob a Cortina tutti sapevamo delle delicatezze della cosa, ma diciamo la verità, tutti abbiamo detto proviamoci, quindi Cortina non c'entra proprio nulla. Io sono ultra solidale con loro e mi sento responsabile del fatto che quella lì è stata una decisione collettiva all'inizio. A questo punto però il buon senso ti fa dire che non si può fare. Dove mandarlo? Io avrei un solo criterio: dove costa meno e c'è meno impatto ambientale a questo punto. Tajani spinge per Torino, cioè insomma Piemonte.
Ripeto, per me io non vorrei che fosse una decisione politicizzata un'altra volta, il rischio c'è, diciamoci la verità. Per me quello che costa meno è quello che ha meno impatto ambientale. Per la Lombardia sarebbe uno smacco, insomma, per... Ma no, non è quello, cioè non cambia tanto, non cambia granché, cioè tanto era in Veneto, quindi non è quello, no, cerchiamo di essere concreti. Sala si riferisce a un impianto in Piemonte, allora chiamiamo le Olimpiadi Milano-Torino, perché Cortina a quel punto resterebbe con un pugno di mosche in mano e fa bene il Presidente a chiedere che ci sia una redistribuzione. Mi spiace per loro, non è colpa di Cortina, sì, però date lo sci alpino al Veneto, come vi è stato chiesto. C'è stata una polemica per la mancata assegnazione del premio San Martino, categoria giovani, la prima firmataria della presentazione della candidatura del talentuoso sciatore di 14 anni, una pessima figura, ha detto, che vanifica il senso del premio. Sentiamo Tiziana Bolognani. La trovo una cosa sconcertante perché non deve essere fatto ricorso alle disposizioni normative, ma il buonsenso. Antonella Fabbri è stata la prima firmataria della candidatura al San Martino Giovani di Leonardo D'Inca, il talentuoso sciatore 14enne, simbolo di questa città, che nella passata stagione agonistica ha vinto tutto quello che si poteva vincere, ottenendo anche il titolo di migliore atleta maschile italiano del 2023 nella sua categoria. Quello che è accaduto ormai è noto, il nome di Leonardo era l'unico sottoposto al vaglio della conferenza dei capigruppo consigliari di Palazzo Rosso, a cui spetta da regolamento il compito di individuare fra le candidature il nome che più risponde ai requisiti del premio San Martino. Così non è stato, perché alla scadenza della presentazione delle candidature il nome di Leonardo D'Inca è stato spoilerato dall'articolo di un quotidiano, il che, sempre a norma di regolamento, ha fatto decadere la candidatura. Quale fosse lo spirito del premio, quale fosse la volontà effettiva anche di poterlo assegnare fuori dalle regole, diciamo, autoimposte dal Consiglio Comunale, e che tutto sommato avrebbe avuto un riconoscimento, il merito, quel tanto conclamato merito che ogni amministrazione, ogni governatore va assumendo come cifra del proprio agire. Fabbri ha scritto al Presidente del Consiglio Comunale alla conferenza dei capigruppo per stigmatizzare l'esclusione del giovane D'Inca, una pessima figura quella rimediata dall'Assemblea, incalza l'ex consigliera comunale di Belluno. Se iniziamo ad attivare le tifoserie, il premio assume altre caratteristiche, dichiara oggi l'ex Presidente del Consiglio Comunale di Belluno Francesco Rasera Berna, pur se un articolo su una candidatura non era mai capitato prima. Fabbri lancia una controproposta. Riaprendo i termini, nel senso semplicemente dicendo scusate, ci siamo sbagliati e effettivamente abbiamo fatto una stupidaggine, oppure se Giorgio Fornasier vorrà dire comunque in quota parte mi sento di condividerlo con lui, credo che non faccia male a nessuno. È tutto per oggi, grazie a Tony Esposito e a Francesco Ceroni, i nostri registi, e ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata.